Straordinaria a tre, buongiorno di nuovo, i temi del lavoro in primo piano con la CGIL. Monica Giomo, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata, amministratrice delegata di Servizi Treviso SRL, Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale sempre di Servizi Treviso SRL e anche appunto Graziano Basso che dovrebbe essere collegato via Skype. Eccolo, buongiorno Basso, responsabile fiscale provinciale Servizi Treviso SRL. Ovviamente lo avete capito, parleremo di fisco perché il fisco non va in vacanza, non va in vacanza il fisco, non va in vacanza l'Agenzia delle Entrate, quindi insomma ci sono diversi temi da mettere in fila. Però Giomo, partirei proprio dall'attualità, dalla stretta attualità. Ieri il governo ha avviato la fase di confronto anche abbastanza rapido con le parti sociali sui temi che più stanno a cuore alle famiglie, quindi caro bolletta, salari minimi e quant'altro. Siamo sulla strada giusta, perché per il momento si parla di una manovra da 10 miliardi di euro aggiuntiva al decreto aiuti che già c'è. Sì, esattamente, confidiamo che nelle prossime ore ci sia un risvolto positivo da questo primo incontro e che venga posta attenzione a quella che è effettivamente insomma la realtà che viene vissuta da tutti i lavoratori e comunque pensionati, perché i temi che sono sul piatto e all'ordine insomma della discussione sono temi che effettivamente ci toccano da vicino noi in primis. E quindi insomma mi sembra che da parte del governo, appunto come diceva lei, c'è la disponibilità di mettere insomma una somma a disposizione aggiuntiva, perché qui non si tratta di andare a ritoccare, qui bisogna andare a rimpinguare quello che sono insomma i fondi messi a disposizione affinché i lavoratori possano avere una busta paga che consente loro di far fronte ad esempio al caro bollette, quindi a questo aumento costante o alle accise sui carburanti. Insomma non è pensabile di riuscire a proseguire con un altro semestre, voglio dire, non si può galoppare in questa maniera. Se abbiamo aumenti del genere effettivamente insomma aumenta chiaramente la forbice tra la platea di persone che bene o male riescono a sostenere i costi continui, pensiamo solo a una rata di un mutuo piuttosto che a un canone comunque di locazione, cioè lo stipendio quello è, tutto aumenta e se rimaniamo fermi lì 200 euro se sicuramente sono stati un primo segnale per riuscire, voglio dire, a andare verso una strada sicuramente che può aiutare le famiglie a trovare una condizione migliore, però non bastano sicuramente. Diciamo che ieri il Premier Draghi ha parlato di un patto sociale contro l'inflazione. Speriamo che... A patto, mi scuso per il gioco di parole, sì, che il governo resti in piedi, perché insomma sì, in queste ore ci sono parecchie fibrillazioni. Confidiamo, esattamente, perché anche questo sicuramente può essere un elemento che magari non giova alla strada che in qualche maniera la discussione di ieri insomma vuole portare a compimento, quindi confidiamo che insomma tutti abbiano la testa sopra il collo e che insomma si riesca esattamente a guardare a un bene comune, che è quello insomma di far star bene le persone. Perché appunto i temi, le urgenze, le priorità sono tante, come Antena 3 le stiamo raccontando, ma insomma le stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle. Certo. Dicevamo 7:30 ISEE, il fisco non va in vacanza, questo è il titolo un po' ironico che abbiamo scelto, ma c'è poco da ridere. No, Giomo, come sta procedendo? Voi siete nella piena operatività, perché per voi giugno e luglio sono tra i mesi più difficili da questo punto di vista. Sì, sono i mesi più intensi per quanto riguarda gli operatori del settore, chiaramente perché stiamo tentando di portare avanti contemporaneamente l'attività di compilazione delle dichiarazioni 730 e sappiamo che il 730 è ormai la tipologia di dichiarazione dei redditi diciamo maggiormente scelta e preferita dai cittadini
cittadini, perché naturalmente consente nella stragrande maggioranza delle situazioni di poter ricevere un rimborso, e anche velocemente attraverso la busta paga. Poi accanto al 730 c'è quella che noi conosciamo, il modello che conosciamo come ex 740, l'unico, adesso si chiama con il nome modello redditi, che consente comunque di dichiarare i propri redditi e scaricare eventualmente le proprie spese, però non è un meccanismo automatico, perché o si paga attraverso il versamento diretto con l'F24 oppure si riceverà il credito l'anno venturo. Noi fino al 30 settembre chiaramente daremo assistenza ai nostri utenti e anche a tutti coloro che vorranno appoggiarsi, quindi basta chiamare o mandare una semplice mail e viene fissato l'appuntamento. Però contemporaneamente naturalmente tutta la squadra del CAF della CGIL in provincia cerca di assistere i cittadini per tutta un'altra serie di servizi di cui hanno bisogno, tra cui l'ISE, lo ricordiamo perché è sicuramente una delle attività. Croce edilizia. Sì, croce edilizia, e ricordiamo anche e soprattutto che è ancora possibile, perché secondo la nostra analisi una parte di cittadini ancora non hanno fatto la domanda per l'assegno unico. Ricordiamo che le detrazioni per i figli in dichiarazione dei redditi non le troviamo più, ma poi Giuliana e Graziano sicuramente nel tecnico vi daranno anche altre indicazioni, e quindi propedeutico a richiedere la domanda per l'assegno unico è sicuramente aver fatto l'ISE, quindi chi non l'ha ancora fatto può farlo. L'unica cosa è che oggi siamo a luglio e la norma ci ha spiegato che fino al 30 di giugno era possibile fare la domanda e richiedere anche gli arretrati da marzo. Oggi siamo a luglio e quindi posso fare la domanda oggi e percepirlo da oggi in avanti. Però voglio dire, anziché rimanere senza una quota che seppur minima sono 50 euro, voglio dire, a figlio, oppure 25 in caso di figlio disabile, e lasciarli allo Stato, forse vista la situazione generale è meglio portarseli a casa, ricordando che l'ISE è gratuito e quindi noi siamo a disposizione naturalmente per gestire anche questo. Graziano Basso, entriamo nel vivo, entriamo già nel vivo e passiamo in rassegna, in parte le ha già anticipate Giomo, le scadenze. Con quali scadenze dobbiamo fare i conti in questo periodo? Ok, allora la prima scadenza era il discorso dell'IMU, il pagamento della scadenza dell'IMU al 16 di giugno, ma è bypassata. Se qualcuno si fosse dimenticato la scadenza del 16 di giugno può ancora pagare utilizzando il ravvedimento dell'istituto del ravvedimento operoso, che ci permette di pagare seppur tardivamente le imposte con una minima sanzione, in modo da non avere l'accertamento che arriva a casa. L'altra incombenza era la scadenza del 30 di giugno, che era per il pagamento delle imposte senza la maggiorazione dello 0,40, e abbiamo bypassato anche questa. Adesso avevamo un'altra scadenza sempre al 30 di giugno, che era la presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni sugli immobili avvenute nel corso del 2021, che erano da dichiarare al Comune, ma questa scadenza è stata prorogata tramite un apposito articolo di un decreto legge ed è stata prorogata al 31/12/2022. Cosa molto importante, perché è un adempimento qualora necessario, che comporterebbe una sanzione qualora non venisse fatto, per cui qualcuno, se ha avuto una variazione di una situazione, ovvero se ha preso una residenza, se aveva una condizione particolare nell'IMU per il quale è stato pagata l'imposta in maniera particolare, usufruendo da un'agevolazione o uscendo da un'agevolazione perché non ne aveva più diritto, questa modifica va segnalata al Comune entro il 31/12/2022. Siccome il pagamento dell'IMU è imposta corrente, ovvero nel 2022 pago il 2022, per cui nel 2021 ho pagato il 2021, la segnalazione si dichiara a consuntivo dopo la fine dell'anno, in modo che così i versamenti battano con quella che poi è la dichiarazione che è stata presentata, qualora sia necessaria. Questo è un adempimento molto importante, perché la sanzione minima è 50 euro e dopo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso, per cui insomma è sempre spiacevole incorrere in questo tipo di sanzioni per una distrazione o una non conoscenza della norma. Altra cosa, il 22 di agosto
abbiamo il pagamento per le imposte, delle imposte che scaturiscono da modello redditi oppure da 730 senza sostituto e con una maggiorazione dello 0,40. Quest'anno per fortuna siamo stati maggiormente favoriti dalle tempistiche del calendario, perché praticamente il 30 di giugno, i 30 giorni successivi al 30 di giugno scadevano il 30 di luglio, ma il 30 di luglio è di sabato, conseguentemente non era possibile effettuare per legge, per la normativa italiana, fare dei versamenti. Si attacca il periodo feriale, per cui la sospensione dei termini, arriviamo al 22 di agosto per lo 0,40, per cui abbiamo un attimino di respiro in più per poter pagare le imposte agganciandoci al periodo feriale, che è una cosa abbastanza importante, perché così le persone tranquillamente possono ancora adempiere alla dichiarazione dei redditi senza incorrere in sanzioni, più che altro per quanto riguarda i versamenti. Poi abbiamo il 30 di settembre, come diceva Monica, che è la data ultima per poter presentare il modello 730 ordinario, ovvero per poter far valere le nostre detrazioni, i nostri crediti a livello di busta paga oppure di rata di pensione. Trascorso tale termine avremo il 30 novembre per la presentazione del modello redditi ordinario, perché come diceva bene Monica, il modello redditi supplisce qualora il 730 non sia più possibile presentare il 730, il modello redditi supplisce il modello 730 e quindi porterà avanti questo credito. L'anno prossimo poi recupererà l'eventuale credito oppure pagherà l'eventuale debito entro il 30 di novembre. Abbiamo un'altra cosa molto importante, che è la scadenza del 25 di ottobre per chi ha presentato il 730. Entro il 25 di ottobre è data la possibilità al contribuente che si è dimenticato nel cassetto la spesa medica o si è dimenticato nel cassetto le spese scolastiche dei figli, per cui non li ha portati in detrazione nel modello 730, può integrare il modello 730 e quindi vedersi alla volta della busta paga di dicembre rimborsato anche quell'ulteriore pezzettino di credito dovuto all'onere che non è stato presentato in dichiarazione. Questo vale anche per chi smemorato o non aveva frainteso ha sbagliato l'indicazione del sostituto di imposta in dichiarazione dei redditi, ovvero se io ho cambiato posto di lavoro il 31/12 del 2021, lavoravo, che ne so, alle poste, adesso lavoro all'INPS. E il mio sostituto di imposta non sono più le poste, sebbene nel 2021 avessi lavorato per le poste, ma è l'INPS, perché certo, è l'INPS che adesso mi eroga lo stipendio o la busta paga. Conseguentemente, siccome si fraintende l'anno di imposta con l'anno corrente per quanto riguarda il sostituto di imposta, succede che vada via un 730 con il sostituto di imposta sbagliato. Entro il 25 di ottobre si può sanare e quindi entro la mensilità successiva è possibile avere l'accredito, l'addebito di quello che è il risultato del 730 originario, senza incorrere in sanzioni. Per cui anche questa è un'agevolazione che abbiamo piuttosto importante. Allora, grazie Basso per questa panoramica, insomma, abbiamo preso nota. Dicevamo, non va in vacanza il fisco, non va in vacanza nemmeno l'Agenzia delle Entrate e le chiedo cosa bisogna fare se viene notificata o si riceve una lettera dell'Agenzia delle Entrate e se per caso non si ritira la raccomandata? Oh, questa è una bellissima domanda, perché aiuta ad alleviare qualche dolore postumo, nel senso che, come diceva, non ritirare la raccomandata, perché non lo si fa volontariamente, non comporta che l'atto non sia stato notificato, ovvero comporta che quest'atto giuridico dall'Agenzia delle Entrate, questa sanzione, questa richiesta documentale, questo avviso bonario, risulti comunque notificato, per cui anche se non è stato sottoscritto, per la normativa fiscale italiana, questa raccomandata o questo atto è stato comunque ricevuto dal contribuente, per cui risulta notificato. Se non si dà adito a questo atto, successivamente si fa un grado successivo di giudizio con un inasprimento delle sanzioni. Supponiamo che io non avessi pagato il saldo dell'IRPEF di 100 euro l'anno scorso, mi è arrivato l'avviso bonario, la sanzione è il 30% ridotta al 10 praticamente, se pago subito l'avviso bonario. Se non ritiro l'avviso bonario dovrò pagare il 20%, per cui passo al grado successivo.
Per cui è un malcostume quello di non ritirare gli atti e non si può fare ricorso contro questa cosa perché c'è una norma specifica che prevede che non si possa considerare non notificato l'atto. Adesso, per quanto riguarda questo periodo, è un periodo un po' particolare perché un po' ci viene in aiuto la normativa con il decreto legge 21 del 2022 che ci dà un attimino di respiro, per cui io ho parlato di un avviso bonario per cui non ho pagato un'imposta l'anno scorso, mi arriva a casa l'avviso bonario, dovrei pagarlo entro 30 giorni. Il decreto legge nuovo che è stato inserito dice che se io ho ricevuto un avviso bonario nel periodo dal 21 di maggio di quest'anno al 31 di agosto di quest'anno, invece di doverlo pagare entro 30 giorni oppure ricorrere entro 30 giorni, mi danno 30 giorni aggiuntivi, per cui 60 giorni per poter pagare, chiedere la rateazione eventuale oppure fare ricorso contro questo atto, per cui mi danno 30 giorni di respiro. Trascorso il 31 di agosto praticamente ritorno ai 30 giorni perché è un lasso temporale limitato. Bisogna anche tenere in considerazione che però c'è la moratoria estiva, per cui se io ricevo una cartella, un atto impositivo dal 1° agosto al 4 di settembre, ho comunque questo periodo che non viene mai conteggiato nel periodo entro cui devo rispondere. Per cui se ho ricevuto il 1° agosto l'avviso bonario, io non dovrò conteggiare tutto agosto, i primi 4 giorni di settembre, da lì decorrono i miei 60 giorni, anzi 30 giorni perché l'ho ricevuto successivamente. Per cui siamo anche un po' agevolati da questo periodo, anche perché comprendono il fatto che l'italiano medio di solito in agosto è in vacanza, le aule e i tribunali tributari non sono a pieno regime, per cui non riuscirebbero a far fronte, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate stesse, territoriali dell'Agenzia delle Entrate, non sono a pieno regime per poter far fronte a questo tipo di richieste, di sgravi, di controlli e quant'altro, per cui si va tranquillamente non considerando questo periodo, per cui dal 1° agosto al 4 di settembre non si conteggia mai il termine. Però siccome è una cosa piuttosto delicata e si rischia di andare al grado di giudizio superiore, è sempre bene che appena arriva qualcosa chiamino il CAF e il CAF gli dirà che documentazione, gli darà proprio la certezza di cosa sta cercando l'Agenzia delle Entrate, se ho sbagliato a pagare un importo, se ho dedotto una spesa che non doveva essere indicata in dichiarazione, ho indicato magari un figlio male perché sono separato da mia moglie e tutte e due abbiamo messo la dichiarazione, magari mia moglie si detratta il figlio al 100%, io al 50% in buona fede, per cui può essere che ci sia questo 50% che debba trovare la giusta collocazione. Cioè ci sono tanti motivi per cui bisogna mettere a posto, comunque si può un attimino respirare in questi termini in questo periodo. Proprio giusto un attimino, diciamolo. Ecco, Basso, prima di passare la parola alla nostra prima telefonata, le faccio una domanda proprio telegrafica. Se ci si dimentica una CU o una spesa? Allora, se io mi accorgo adesso che ho dimenticato l'anno scorso di dichiarare, parliamo addirittura dell'anno scorso, a dichiarare una spesa, 2 anni prima di dichiarare una spesa, posso sempre recuperare questa spesa tramite la presentazione di un modello reddito integrativo. Ho 5 anni di tempo per quanto riguarda le spese, gli oneri o le detrazioni anche per i figli a carico, qualora non li abbia indicati nella mia dichiarazione dei redditi, perché il termine ultimo è 5 anni. Cosa diversa è se mi sono dimenticato di dichiarare una CU, per cui ho sempre 5 anni, ma devo essere sicuro che quella dichiarazione non sia stata accertata, per cui non devo aver avuto un altro provvedimento che mi vada a dire che guarda che non ha indicato la CU all'interno della dichiarazione, per cui salterebbe il discorso del ravvedimento operoso, che è la comunicazione del contribuente: guarda che mi sono sbagliato, non ho dichiarato, perché sotto ci sarebbe un atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate che mi rende il ravvedimento invalido. È semplicemente una cosa istituzionale, perché quando le detrazioni posso perderle, i redditi devo dichiararli sempre. Questo è un messaggio molto, molto preciso. Pronto, chi parla? Sì, buongiorno a lei e il sindacalista. Buongiorno. Sono Gianni qua da Treviso. Volevo dire la mia sul discorso di case popolari.
So che sono fuori argomento. Un po', ma ci dica Gianni. Sì, però c'è un discorso, perché il sindacalista sicuramente lo conosco anche e mi darà una risposta. Mi faccio nonno vigile a struttura chiusura parchi. 8 anni che lo faccio e non muoio, se mi va a aumentare 150, ciapo del nonno vigile 140. Mi va a aumentare l'affitto che alle popolari qua a San Paolo di 150, robe da ridere, ciapo 140 e mi da 150. Mi sono fatto vedere la televisione che così tornia perché con tutti i mobili nuovi, pavimenti e monai vari. 48 anni che abito qua, ho pagato casa 3 volte. Piove dentro adesso perché ha sbagliato a fare i lavori, ma è impossibile, sindacati che non buttei in fallimento e l'ente case popolari. So che è di sinistra perché lavoravo alla Visimi, mi lavoravo all'ufficio in genere, io l'ufficio in genere in parte avevo altri. Okay. Però non si può andare avanti così in continuazione che si scrivono varie. Bisogna che tutte lei, chi che ha pagato 48 anni che piove, se mi rovina i mobili che lo pagai ieri altro con la liquidazione dell'ospedale, frase da piazza, mi secca di così, però mettevi in testa di mettervi d'accordo tra voi altri, così a destra, a sinistra e centro, non c'entra e case popolari che siete tutti i colori. Allora Gianni, grazie. Io mi ricordo benissimo la sua storia, se non sbaglio era stato da lei il nostro Lucio Zanato, questo appunto nonno vigile che abita a San Paolo e che dice il mio corrispettivo da nonno vigile se ne va nell'aumento del canone di locazione. Qui Giomo bisognerebbe aprire tutto il tema, e già l'abbiamo fatto più volte con il Sunia, delle case popolari, dell'edilizia popolare. Come parametri anche che vengono presi a riferimento naturalmente per eventualmente la gestione degli aumenti, perché poi subentra chiaramente un ente che appunto il signore ha citato che è l'Ater, e ci sono delle scale chiaramente di equivalenza, ma Giuliana magari nel merito se volete vi può anche dare qualche indicazione in più. Potrebbe essere il patrimonio che impatta, per quello sì, dicevo che ci sono dei parametri che probabilmente vengono presi a riferimento, e il caso del signore ha comportato un aumento di quell'importo di raffronte magari di altre persone che magari lui vede che l'aumento è minore, però poi la situazione Giuliana personale Maffei, vuole rispondere nel dettaglio al nostro Gianni? Sì, no, a me sembra strano che per un importo così esiguo abbia avuto un aumento così importante, perché tutte questi tipi di prestazioni che va dagli alloggi ATER piuttosto che altre agevolazioni vanno in base al calcolo ISEE. Bisogna vedere se oltre al reddito non sia cambiato anche il patrimonio, perché nell'ISEE rientra anche il patrimonio, o a meno che non ci siano dei tetti stabiliti e magari per un minimo abbia superato quell'importo. Però mi fa strano che per un reddito così esiguo gli abbiano aumentato di un importo maggiore il canone mensile. Se vuole eventualmente, se vuole impegno, se ha piacere magari che possiamo prenderci in carico un attimo la sua posizione e verifichiamo magari, come diceva Giuliana, il valore ISEE, magari capiamo se l'aumento è congruo oppure no, senza impegno. Insomma, allora Gianni, se ci sente, forse noi abbiamo il suo numero di cellulare, vi mettiamo in contatto con Treviso Servizi. Io torno da Basso e ritorniamo al discorso della dichiarazione dei redditi. Poniamo un caso estremo, Basso. Se non la si presenta questa dichiarazione dei redditi? Allora, se non la si presenta è difficile sfuggire se sono pendente. Per il semplice motivo che con l'avvento della precompilata praticamente è difficile sfuggire alla dichiarazione dei redditi, in quanto tutti i redditi di un lavoratore dipendente, di un pensionato, sono praticamente censiti tramite il modello 770 dell'interrogatore della pensione oppure del datore di lavoro, per cui risulterà sempre questo reddito.
Ci sono poi varie forme di accertamento. Allora, se io non presento la dichiarazione, supponiamo, siamo alla volta di dicembre, non ho presentato nessun tipo di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, è trascorso il termine ordinario per presentare il 7/30, ovvero è trascorso il 30 settembre, trascorso il 30 novembre. Allora, l'Agenzia delle Entrate di solito intorno a dicembre manda a casa una letterina nella quale dice: guarda Graziano, a me risulta che tu nel 2021 hai avuto due certificazioni uniche, oppure hai avuto questo reddito e l'altro reddito, saresti tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Ricordati che entro il 28 febbraio 2023 potrai presentare la dichiarazione dei redditi tardiva, pagando semplicemente una sanzione di 25 euro per la tardiva presentazione. Se io prendo la famosa letterina dell'Agenzia Entrate e entro il termine del 28 di febbraio produco la mia dichiarazione dei redditi, la dichiarazione risulta normalmente presentata, io ho pagato quello che dovevo pagare, ho fatto la mia dichiarazione, ho completato il mio adempimento. Se io supero il 28 febbraio 2023 incorro in una omissione di presentazione della dichiarazione. Che dolori, immagino. Sono dolori, sì, perché praticamente se mi accorgo io entro l'anno successivo posso pagare il 50%, mi può essere riconosciuto, comminato dall'Agenzia delle Entrate il 50% della sanzione prevista. Dopodiché sono in piena e totale omissione di dichiarazione e non ho modo neanche di interagire con l'agenzia, per cui quando mi arriverà l'accertamento lo accetterò, vedrò se avrò la possibilità di portare qualcosa in deduzione per quanto riguarda delle eventuali detrazioni dell'anno che non ho vantato perché non ho presentato la dichiarazione dei redditi, tipo le detrazioni dei figli oppure delle detrazioni spese mediche che ho lasciato nel cassetto che ho ritrovato, ma per il resto poi la sanzione è piena. Se poi accetto di pagare subito entro il termine che è stabilito, entro i 60 giorni che sono stabiliti, perché siamo qui in sede di accertamento ai sensi del 41 bis, che non è il carcere duro, ma è il discorso lo richiama, la sanzione può essere ridotta a un terzo, dopodiché si va in fase accertativa piena, per cui la sanzione è completamente piena. Poi se si salta anche di pagare l'accertamento si va addirittura al pignoramento e quanto ne consegue, per cui non è mai piacevole, tenendo presente poi che se si salta di presentare una dichiarazione, se in costanza di obbligo di presentazione, si resta sotto la lente del fisco, perché effettivamente non ho fatto un adempimento che era dovuto. Poi se è una volta solo passi, se poi intercorre per vari anni, successivi anni, c'è la reiterazione del reato, per cui le sanzioni raddoppiano negli anni successivi. Diventa cronaca, permettetemi la battuta. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi vado da Maffei. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Pronto, signora, in onda su Antenna 3. Con chi parlo? Sì, buongiorno. Io direi Antonietta, non dico il cognome. Diciamo Antonietta, prego Antonietta. Senta, io volevo chiedere un'informazione. Io ho ricevuto un pagamento di 2 cartelle esattoriali che io avevo già presentato la dichiarazione di redditi, però in quel momento non avevo soldi e non li ho pagati, sicché dopo un po' di anni, adesso 3 mesi fa mi è arrivato la cartella esattoriale, i soldi sono parecchi. Io sono andata all'ufficio delle entrate a Marghera e mi hanno detto che bisognava pagare questi soldi magari a rate, ma io i soldi non ce li ho perché io sono vedova, sono in affitto, sì, ho la pensione, però pago 600 euro di affitto al mese, più condominio, più i soldi non ce li ho. Come posso fare io adesso? Basso, verrei da lei. Cosa rispondiamo alla signora Antonietta? Allora, di solito ci si rivolge all'agenzia riscossioni, perché potrebbero avere delle possibilità praticamente di dare delle dilazioni particolari, anche presentando magari il modello ISEE.
hanno anche guardato un attimino quello che potevano essere, perché ci sono delle dilazioni delle cartelle praticamente fino a 8 rate, e hanno anche aumentato il modo per ottenere questa dilazione delle cartelle. E hanno portato il tetto da 60.000 a 120.000, hanno raddoppiato il tetto in modo per fare una rateazione agevole, visti anche i periodi. Però magari provando a sentire se era possibile, tramite la presentazione dell'ISEE, rivolgendosi all'agenzia riscossioni, se è possibile presentare della modulistica, perché so che c'è e in alcuni casi viene anche applicata, con un determinato parametro ISEE si potrebbe ottenere un'ulteriore rateazione e dovrebbero arrivare fino a 72 rate, se non ricordo male, per cui magari l'impatto sarebbe un po' più basso. Certo, quindi diventa imprescindibile, signora Antonietta, se è ancora in ascolto, produrre questo ISEE, è fondamentale, e se è ancora in linea resti con noi, ci dà il numero di telefono e poi ci mettiamo in contatto. Maffei, restiamo ovviamente sul tema di queste scadenze della dichiarazione dei redditi e parliamo di conguagli. Questo è un tema, ecco, proprio da... il conguaglio del 730 può subire dei ritardi? Ahimè sì, e sono parecchie le casistiche in cui possono esserci dei ritardi sui conguagli. Allora, innanzitutto spiego un attimo perché che sia chiaro qual è il meccanismo. Quando il contribuente viene da noi a fare il 730, finiamo il 730, poi da giugno iniziamo a fare gli invii periodici, ogni settimana di solito li facciamo. Quando inviamo il 730 all'Agenzia delle Entrate, insieme viene inviato il modello di conguaglio che si chiama il 730-4, che a chi non lo sa non gli dice niente, ma là dentro c'è un mondo. Là c'è il risultato della dichiarazione del cittadino, ok? E questo 730-4 se lo ha fatto col sostituto, perché le volte precedenti avevamo spiegato che si può fare 730 con il sostituto, quindi indicando il datore di lavoro che si avrà fra giugno e settembre, oppure il 730 senza sostituto, vuol dire che io non ho un datore di lavoro, oppure la classica badante di cui abbiamo parlato più volte. Adesso io parlo di un conguaglio col sostituto, che sono diversi. Quindi faccio la dichiarazione dei redditi, viene inviata del CAF e il /4, questo 730-4, che è il modello che contiene il conguaglio del 730, viene depositato nel cassetto fiscale del sostituto nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Quindi il sostituto, il consulente, deve andare a recuperare tutti i 730-4 di tutti i dipendenti. Ok, qua ci potrebbe essere il primo scaglione. Noi abbiamo fatto tutto a posto, è tutto a posto, viene messo dall'Agenzia delle Entrate là, ad esempio ho cambiato io, azienda, ho cambiato il consulente, non si sono passati, perché magari si sono lasciati male, le credenziali, il nuovo consulente non ha le credenziali e i /4 restano là. Poi arrivano da noi i dipendenti, ci dicono il mio datore non ha ricevuto niente, non devono ricevere niente i sostituti, i datori di lavoro, devono avere le credenziali, andare nel loro cassetto, periodicamente, una volta alla settimana, quando fanno le buste paga, devono andarli a prendere e fare i conguagli. Secondo caso in cui ci può essere, e quindi questo causa ritardi dovuti al sostituto, sembra stupidaggine ma è frequente. Okay. Secondo caso di ritardi potrebbe essere l'incapienza del sostituto d'imposta. Cosa vuol dire? Che non è che i soldi, parliamo di conguaglio a credito perché poi il debito ha sempre altre strade, il debito o un debito paghi te, capienza o non capienza paghi, e quindi il sostituto prende i soldi, le mie ritenute, le tasse che dovrei pagare, invece che pagarle allo Stato, insomma vengono trattenute per pagare questo debito. In caso di incapienza del sostituto cosa vuol dire? Che ci sono pochi dipendenti, la parrucchiera, il macellaio, il carrozziere, ha pochi dipendenti, quindi il sostituto non mette soldi di tasca sua, ma anticipa dei soldi di contributi piuttosto di tasse che dovrebbe versare allo Stato, e invece di darli allo Stato li dà direttamente al cittadino.
Quindi se sono pochi dipendenti, io ad esempio ho fatto lavori grossi sulla casa e avanzo 5.000 euro, potrebbe essere che se sono unica dipendente del bar piuttosto che della parrucchiera non riesca a darmi questi soldi. Può dilazionarlo, però a volte potrebbe anche non riuscire a darmi tutti i soldi. Quindi in caso di incapienza, in caso di male gestione del cassetto fiscale, e poi ci sono quelli proprio strutturali dovuti a dei controlli o altri problemi all'interno del portale dell'Agenzia delle Entrate. Allora, una differenza sostanziale fra il 730 e il modello redditi è che il modello redditi ha dei tempi più lunghi perché i controlli li fa l'Agenzia delle Entrate. Quindi ci vogliono almeno 2 anni. Il 730 ha dei tempi più brevi perché i controlli chi li fa? Il CAF. Ok? Quindi noi prima di inviare il 730 facciamo dei controlli, ok? Utilizzando questa circolare che è fresca, è uscita il 7 marzo, sembra piccola ma perché che ci non sono... è proprio sintetica, stavo vedendo la mole. Il 7 luglio, scusi, questa è fresca appena uscita, noi ci avvaliamo di questa circolare e l'ho fatto 2 pagine per facciata. Ecco, questa è una circolare. No, ma è solo la prima parte. Ecco la prima se vede parte. là davanti è scritto prima parte. Però insomma è sempre bella. Ok, quindi i controlli li facciamo noi a posteriori. Però quando noi inviamo le dichiarazioni ci possono essere dei casi in cui ci sono delle situazioni particolari in cui l'Agenzia delle Entrate dice non sono convinta che il CAF abbia fatto i controlli nella maniera giusta. Poi ci sono vari step in cui ci mette in discussione l'Agenzia, ma ci sta, fa parte del nostro lavoro. Il primo step è i cosiddetti CO, che sono i controlli preventivi che fa l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, ad esempio, faccio la dichiarazione 730 di Giomo Monica, ha un credito di 5.000 euro perché ha fatto mettiamo che ha sostenuto spese classico si è fatto i denti in Croazia e sono tanti bloccati per questo, quindi quella spesa non è presente nella precompilata che diceva Graziano. E l'Agenzia delle Entrate dice anche se il controllo l'ha fatto al CAF non sono convinto, te lo blocco prima di darti i soldi, ok? E dopo ti do, invece che avere il conguaglio dal datore di lavoro in busta paga, te li darò io poi. I tempi per questi controlli sono di 6 mesi dalla chiusura dei termini per l'elaborazione del 730, quindi dal 30 di settembre 6 mesi, intorno a febbraio-marzo hanno il tempo utile per chiudere queste operazioni. Quindi malgrado noi abbiamo fatto tutto giusto e magari anche se l'onere va bene, l'Agenzia delle Entrate fa questo primo controllo. Mi ha incuriosito Maffei su questo discorso dei denti in Croazia, perché insomma è molto... L'ho detta così brutalmente, ma succede. Le spese sostenute all'estero. Ok, le spese sostenute all'estero. Perché dal 2015, con l'avvento della precompilata, c'è questo benedetto flusso dove la farmacia, piuttosto che il professionista, anche per i lavori, le spese per i figli, vanno tutti dentro in questa precompilata. Però se sono spese sostenute all'estero, non sono presenti, è un classico controllo che ci fanno, perché quando uno fa delle spese dentistiche, se poi uno decide di andare in Croazia non è che va a togliersi i denti. Ecco, lei dice è il classico controllo che ci fanno, questo significa che anche il CAF è soggetto a controlli e immagino anche a sanzioni. Sì. Allora, questo diciamo è un primo controllo che non è prettamente a carico del CAF, perché questo primo blocco alla fine è un controllo che viene fatto al contribuente. Poi che noi affianchiamo in questa operazione il contribuente nell'espletamento dei controlli, perché magari uno si affianca al CAF proprio per quello, perché sembra di no, ma l'ambito fiscale è una giungla e quindi noi l'affianchiamo. E affinché arrivi ad avere la sua liquidazione, sono i crediti che ci controllano. I controlli ulteriori che vengono fatti al CAF sono i cosiddetti 36 ter. I 36 ter vengono fatti entro i 2 anni dall'elaborazione del modello, quindi quest'anno ci controlleranno il 730 2020 redditi 2019
e entro fine anno l'Agenzia delle Entrate ci dà delle liste e ci dice, non so, io dico sempre Monica, io voglio vedere tutti i documenti di Giomo Monica, può chiedermi sia per le spese dentistiche se non mi ha bloccato prima, oppure per il recupero edilizio, il risparmio energetico, le auto disabili, e noi dobbiamo produrre tutta la documentazione. E poi, se va bene, di solito va bene, però siamo persone anche noi, se va bene si chiude così le operazioni, ci danno l'ok. Se va male noi dobbiamo pagare delle sanzioni. Il CAF? Il CAF deve pagare delle sanzioni perché noi dobbiamo attenerci al visto. Diciamo che a volte gli errori sono dovuti anche a delle documentazioni prodotte in maniera non proprio inequivocabile, perché si dà adito a varie interpretazioni. A volte noi intendiamo una cosa con quel documento, l'Agenzia delle Entrate intende un'altra, a volte si arriva a mediare, però non sempre. E quindi cioè, è importante che il cittadino sappia questo, perché a volte quando arrivano da noi a fare la dichiarazione dei redditi con i loro pacchetti di documenti dicono mettilo dentro, mi assumo io la responsabilità. No, ma non è proprio così, è in non capo è un automatismo questo, Giomo. No, non è un automatismo purtroppo, e quindi la difficoltà a volte è proprio quella di spiegare alla persona che abbiamo di fronte che il documento, se non ha tutti i requisiti che sono indicati in quella circolare, che seppur arriva in ritardo, naturalmente l'anno dopo ci si rifà intanto su quella dell'anno prima, non si può inserire, ma proprio perché creeremo un danno sia a lui ma anche al CAF. Quindi la cosiddetta apposizione del visto di conformità, che non è altro, no, metta un timbro, ma inserire quel dato all'interno della dichiarazione di quel cittadino, deve essere per noi una garanzia, ma nei suoi confronti, che poi non gli arrivino, come giustamente sta precisando e raccontando Giuliana, dei controlli a posteriori. Se sono prima perché li fa l'agenzia, li ha fatti, ok, ma giustamente se sono causati perché noi abbiamo inserito un onere pur sapendo che non va dentro perché non ha i requisiti, questo no, non lo facciamo, ok? Quindi la persona purtroppo non o è si felice, fanno miracoli neanche il no, capo, a volte giustamente le persone possono anche decidere che escono dall'ufficio e si portano via la documentazione. A noi dispiace molto, però io so che gli operatori del CAF CGIL in questa maniera operano nel modo corretto, tutelando il cittadino, anche se magari fa difficoltà a comprenderlo in quel momento, giustamente. Maffei, noi abbiamo parlato della patologia dei conguagli. Nella fisiologia le chiedo se può rispondermi brevemente, sì. Quando si registrano questi conguagli, appunto nella fisiologia del sistema? Allora, di solito allora è un po' cambiato negli anni, nel primo mese utile. Okay. Cioè se io lo faccio a giugno con la mensilità di luglio, e se lo faccio a luglio, a meno che non sono un pensionato che ha delle tempistiche più lunghe, di solito ci vogliono 2 mesi per elaborare i cedolini della pensione, ma quelle sono le tempistiche. Sì, se è abbastanza breve a stretto giro di posta, sì. Diciamo. A meno che non sia senza sostituto. E in questo caso? Sì, perché vengono accreditati in conto corrente, di solito va verso fine anno, inizio dell'anno successivo. E c'è una telefonata, pronto? Chi parla? Poi andiamo in pubblicità. Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, in onda su Antenna 3, prego. Buongiorno, sono Riccardo di Roncane. Prego Riccardo, ci dica. Ascolti, io nei 2 anni che accetto il 730 che mi presenta l'Agenzia delle Entrate, senza far modifiche. E quest'anno mi hanno presentato, praticamente dovrei pagare io una certa cifra, e io, secondo me è sbagliato. Posso modificarlo? Cosa posso fare? Andare al CAF, chiedere al CAF se me lo controllano? Maffei. Sì, se lei ha capito da cosa è generato l'errore può anche modificarlo, e se no ci sono varie situazioni che possono generare un debito. Potrebbe essere che ha 2 CU, che ha tolto un figlio fiscalmente a carico, che non lo so. Di solito sono le 2 certificazioni uniche o i carichi fiscali, quello le genera un debito. Però onde evitare, se lei ritiene, è logico che se lo fa lei non paga la tariffa al CAF. Se viene al CAF è un servizio a pagamento, però come le dicevo ha la certezza del servizio, perché comunque poi paga in solido per eventuali errori le sanzioni.
le paga il CAF, però la supporta su tutte le operazioni. Se ci fosse da fare un ravvedimento, un integrativo, qualsiasi cosa, noi siamo qua. Certo, mi scusi, è possibile che ci siano tipo un rimborso che mi ha dato il mio, come si dice, praticamente io ho avuto un rimborso per quanto riguarda delle spese mediche di un'assicurazione privata che abbiamo. Sì, sì. È possibile che venga conteggiata come reddito? Sì, sì, lei ha un fondo? Sì, è possibile. Allora vuol dire che lei ha due CU e le scaturisce un debito per quello. Sì. Ecco, l'elemento discriminante potrebbe essere questo. Sì, perché mettendo insieme redditi diversi cambia l'importo delle ritenute e diminuiscono le detrazioni, quindi lei deve andare a versare la differenza. Va bene, grazie. Prego. Riccardo, grazie per la telefonata. Sempre brevemente, Maffei, perché i temi sono davvero tanti. Se il lavoratore si accorge di non avere il conguaglio in busta paga, che cosa deve fare? Allora, prima cosa dovrebbe parlare col datore di lavoro, perché come le dicevo prima potrebbe succedere che io ho fatto il 730, hanno cambiato consulente, non si sono passati le credenziali, è successo quello. Potrebbe essere che magari abbiano recuperato il 730/4 ma non sono ancora riusciti a fare le operazioni di conguaglio. Una volta fatte queste verifiche deve venire da noi e vedere che non ci sia uno di questi casi, a parte che quando noi ci sono come si dice, i controlli preventivi, noi glielo comunichiamo sempre al contribuente, lo chiamiamo, gli spieghiamo guardi che la sua pratica è soggetta a controllo, lo informiamo che potrebbero chiedere la documentazione a lui oppure la chiedono a noi. Comunque noi informiamo sempre di queste cose e niente, se non ha il conguaglio deve venire da noi, però possibilmente entro ottobre, perché sono persone che arrivano l'anno successivo a dirci guardi io non ho ricevuto il conguaglio, non è che succede cose gravi perché c'è sempre l'integrativo, ma se non li ho ricevuti magari entro settembre e viene entro ottobre, magari ha cambiato sostituto, lui non si è reso conto, a volte cambia la ragione sociale, si dimenticano di dirci, c'è un subentro d'azienda, quindi diciamo che a fine settembre deve suonare un po' il campanello a fine settembre, ma sia a credito che a debito, ricordiamo. Anche a debito. Anche a debito. Devono passare da noi e chiederci chiarimenti in merito. Allora, ancora diverse domande da farvi, però prima un po' di pubblicità fra poco. Di nuovo in studio con i nostri amici della Camera del Lavoro, stiamo parlando di scadenze fiscali e quant'altro, di 730, ci sono tantissimi temi, però vorrei chiudere questa ultima parte con un rapporto particolare, quello tra 730, dichiarazione dei redditi, e ISEE. Maffei, è una giungla questa? È una giungla, sì, e la domanda è molto interessante perché ci succede spesso che vengano presso i nostri uffici, ci chiedono di elaborare il modello ISEE dei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur avendone l'obbligo. E diciamo che, ahimè, non possono farla, non potrebbero, perché diciamo che fino a qualche anno fa eravamo correi, quindi se glielo facevamo eravamo sanzionabili. Visto che adesso il riferimento ai redditi è 2 anni precedenti, noi se il contribuente insiste in alcuni casi potremo farlo perché è a cura del dichiarante, la responsabilità è tutta del dichiarante, però non potrebbero fare il modello ISEE se non hanno fatto il modello redditi, perché sono venuti meno degli obblighi verso l'amministrazione finanziaria e fanno l'ISEE per avere dei contributi pubblici, quindi è una cosa illegale chiedere un contributo pubblico e non aver pagato le tasse, la semplifico così. E quindi è molto importante questa cosa, anche se ho 2 CU piccole devo fare la dichiarazione dei redditi. Non è che noi lo diciamo perché, però effettivamente potrei andare incontro a delle sanzioni pesanti perché poi i controlli li fa la Guardia di Finanza. Succede spesso questo, notate spesso questo comportamento, quindi che non fanno la dichiarazione dei redditi e chiedono poi i contributi. Sì.
Sì, noi cerchiamo sempre di dissuaderli, diciamo che nel 90%, diciamo anche 96-97%, non dico che il 100% si dissuade, dicono no, io non voglio andare incontro a rogne, si rendono conto, poi c'è sempre quella piccola percentuale che dice mi assumo la responsabilità. Sull'ISE effettivamente la responsabilità è tutta in capo, perché è un'autodichiarazione l'ISE, solo che viene preso con molta leggerezza l'elaborazione dell'ISE. Io dico sempre, se io commetto un errore in fase di elaborazione del 730, che è difficile perché la responsabilità è quasi tutta noi, pago delle sanzioni amministrative. Se io faccio delle dichiarazioni false nell'ISE ho sanzioni amministrative ma anche penali. Scatta il penale, ecco. Perché faccio una dichiarazione falsa per avere un contributo pubblico e quindi è importante adempiere i propri obblighi verso il fisco. Grazie, questa è una precisazione tutt'altro che... veniamo ad altre iniziative di cui è giusto parlare in questo momento. Questa in particolare, Giomo, ci prendiamo cura di te anche nei momenti difficili. Sì. Di che cosa stiamo parlando? Abbiamo voluto con lo SPI CGIL e con il patronato Inca creare sostanzialmente un percorso da dedicare ai cittadini che si trovano, ahimè, in una condizione che purtroppo più o meno coinvolge, insomma, sicuramente in vari momenti della nostra vita tutti quanti, quando viene a mancare un familiare, un caro, e quindi gli adempimenti veramente sono molteplici e prendono in rassegna più aspetti, non solo quelli che riguardano noi fiscali, ma giustamente anche quelli previdenziali e assistenziali. Quindi insieme con l'organizzazione abbiamo cercato appunto di mettere un po' in fila quelli che sono gli adempimenti che dovremmo insomma assolvere quando purtroppo capita questo evento e per quanto riguarda il CAF naturalmente io sottolineo la parte che ci riguarda, che è quella non solo che riguarda le dichiarazioni dei redditi, sia per la persona defunta ma anche per gli eredi, naturalmente con tutte le spese che possono essere inserite nella dichiarazione dell'uno e dell'altro, in particolare le spese funebri sappiamo, ma poi tutto il resto insomma i colleghi naturalmente daranno le indicazioni opportune, ma poi in particolare il servizio successioni che noi gestiamo da quando è stato costituito di fatto il CAF della CGIL e con lo staff dedicato appunto a questa dichiarazione particolare cerchiamo di assistere le persone anche sotto questo aspetto che è un adempimento, una dichiarazione di fatto fiscale particolare che deve essere appunto prodotta e inviata telematicamente all'Agenzia Entrate e i colleghi insomma nel momento purtroppo del decesso sanno insomma dare tutte le indicazioni necessarie per raccogliere appunto una serie di documenti che è un po' come la dichiarazione dei redditi o come l'ISE dove inseriamo redditi e patrimoni, qui dobbiamo andare un po' a raccogliere le informazioni che riguardano gli immobili ma non solo, quindi terreni, fabbricati, andare ad inserire eventualmente i conti correnti, azioni e quant'altro, tutto ciò che era in possesso della persona defunta, deceduta e a seconda poi della situazione, della composizione del nucleo familiare, capire a chi spetta eventualmente la quota di eredità del defunto. Quindi ecco, diciamo un pacchetto completo dalle prestazioni pensionistiche sì, noi abbiamo disposizioni pensato successorie e quant'altro. Esattamente, abbiamo pensato che nel momento in cui succede questo evento a volte non sappiamo tra virgolette ma anche noi stessi dove sbattere la testa e quindi anche un aspetto che può essere la persona deceduta è intestataria di un'automobile, cosa devo fare, come posso fare, a chi mi devo rivolgere, ecco noi vorremmo cercare in quel momento di poter essere di aiuto a 360 gradi per gli eredi che eventualmente hanno bisogno insomma di avere delle informazioni, i rati di pensione maturati e non riscossi, se c'è un datore di lavoro e la persona avanza, gli eredi avanzano delle quote di retribuzione, ecco, tutte le più svariate domande che ci possono venire in mente chiaramente quando purtroppo accade questo evento. Ecco, questo è un pacchetto dedicato proprio insomma alle persone. Poi appunto ne avevamo parlato anche l'altra volta ma va ribadito perché anche questo è un gesto concreto, un qualcosa di, che può
alleviare un po' le sofferenze economiche in questo momento storico, questa iniziativa che state portando avanti con Savno. Esattamente, anche questo è un accordo che è stato siglato di fatto un mese fa circa e che permette ai residenti dei comuni che sono serviti dal gestore Savno per l'asporto rifiuti di poter fare attraverso il CAF CGIL una domanda che verrà da parte nostra inoltrata direttamente a Savno. Naturalmente il paletto è sempre avere l'ISEE fatto, oppure se eventualmente uno lo deve ancora fare lo potrà fare tranquillamente fino a novembre, e in questo modo potrà accedere a questo, diciamo, sconto sulla bolletta. Ricordo che la trattativa, giusto perché a volte magari viene anche accennato da chi ci ascolta e chiama, ma il sindacato cosa fa? Ecco, l'organizzazione sindacale in questo caso, la CGIL insieme chiaramente con la CISL e la UIL si sono ritrovate e hanno cercato di parlare con Savno per alzare la soglia di ISEE. Questo va detto perché in questo modo da 13.000 a 15.000 euro di valore ISEE permette a più cittadini di poter accedere a questo sconto. Quindi il lavoro che fanno le organizzazioni sindacali per riuscire a aiutare, anche se nel piccolo, le famiglie giustamente insomma dei nostri comuni, è proprio questo, di trattare con gli enti che mettono a disposizione delle somme e dei fondi perché più beneficiari appunto possano godere di questo sconto. Quindi insomma, mi piace Giomo perché lei previene le domande, insomma, si capisce da qua la sua esperienza, e quindi diciamo il sindacato fa, insomma, queste sono le due ultime iniziative in ordine di tempo, quindi il pacchetto nel caso in cui venga a mancare una persona cara e appunto questa iniziativa con Savno. Allora, vi ringrazio perché abbiamo fatto il punto di tutte queste scadenze fiscali. Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma lo faremo nelle prossime occasioni sicuramente, quindi grazie come sempre Monica Giomo, amministratrice delegata di Servizi Treviso SRL, e ai due responsabili fiscali della società, Graziano Basso, grazie Basso, e grazie ovviamente a Giuliana Maffei. Per oggi è tutto, ringrazio dalla regia Francesco Ceron e Mattia Pizzaia. Noi entriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 l'edizione di Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. È davvero tutto, buon proseguimento.